Allora, siamo ormai abbastanza vicinissimi al 25 maggio che ci sono le europee. Qua abbiamo al mercato del giovedì un candidato giovanissimo del Partito Democratico, tra l'altro sindaco di San Giovanni Lupatotto, giusto, in provincia di Verona, e qui abbiamo appunto Federico Vantini che è il candidato del Partito Democratico. Perché un chioggiotto dovrebbe votare un candidato di Verona? L'avventura alle europee è un'avventura comunque di grande portata che oggi vede un collegio molto ampio che abbraccia sia il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e anche l'Emilia Romagna. La campagna elettorale in un collegio così grande vuole figure rappresentative e noi partiamo dai territori. Io sono sindaco di un comune importante nella provincia di Verona e come sindaco intendo portare quello che sono le nostre virtuosità, i nostri modelli vincenti e funzionali, di portarli in Europa, perché l'Italia oggi ha bisogno di un'Europa più funzionale a se stessa, ed è da qui la volontà di essere rappresentativo di un territorio non solo per San Giovanni Lupatotto ma anche per Chioggia. Allora, vabbè, tu sei sindaco di un comune della provincia di Verona, ma che trade union c'è con Chioggia? La trade union oggi di un comune come San Giovanni, come quello di Chioggia, è quella di valorizzare le realtà che sono presenti sul proprio territorio. E anche San Giovanni Lupatotto, che è un comune legato alla provincia di Verona, quindi ha un contesto sia di produzione sia di manodopera, di piccola e media impresa, lega oggi i comuni come Chioggia, dove la valorizzazione del Made in Italy, dei prodotti, e non solo dei prodotti fini a se stessi, ma il Made in Italy oggi dobbiamo pensare che anche la valorizzazione di tutti i patrimoni storico-artistici che abbiamo sul nostro territorio. Tutto ciò induce anche a una politica di investimenti nella materia del turismo sostenibile, in modo tale che anche realtà come Chioggia oggi possano diventare motore fondante della nuova economia del quale il Veneto dovrà essere protagonista. Purtroppo sappiamo che è un brutto momento per la politica, perché c'è una selva, insomma, tutte critiche contro la politica eccetera eccetera, però adesso abbiamo come Presidente del Consiglio un giovane, Renzi. Da quello che stiamo seguendo sembra che qualcosa stia facendo, ci sono questi 80 euro in busta paga che qualcuno forse anche in maniera di parte sminuisce. Tu rispetto a Renzi cosa ci dici? Innanzitutto io ho un rapporto più che altro di amicizia. Il rapporto che ho con il Presidente del Consiglio è un rapporto che nasce qualche anno fa con il nuovo progetto politico che abbiamo fatto a San Giovanni Lupatotto, dove abbiamo vinto le elezioni amministrative. Lui era ancora sindaco di Firenze ed è venuto a chiudere la mia campagna nel maggio del 2012. Da lì nasce il nostro rapporto e oggi lui è il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio oggi vuol dire fare della politica quella credibilità che agli italiani manca, perché oggi non è solo fare le cose che si dicono, ma bisogna farle in un tempo determinato. Allora è quella credibilità che oggi dobbiamo portare in Europa, perché l'Europa l'abbiamo spesso e volentieri snobbata, e per avere credibilità là bisogna fare le cose qui, ed è per questo che queste riforme sono fondamentali e il sostegno al Presidente del Consiglio non deve mancare, proprio per cercare di portare fuori l'Italia da questa crisi, da questa impasse.